Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. No, ma io dico, facciamo le prove tutto il pomeriggio e poi Sì. sbaglio l'inizio. Ma chi se ne frega? Ciao Valentina, benvenuta Ciao. in Casa Peiretti e benvenuto. Lo diamo a tutti i nostri amici a casa che sono lì pronti col telefonino a mandarci il loro messaggio al 348 80 40 254. Come state? Fatecelo sapere, anzi, cosa volete sentire, che canzone, o meglio, chi volete salutare. Signora Maria, ci stiamo un po' sfocando, non è un problema di cataratta, torniamo, eccoci qua. Sì. Perché io immagino a casa, ma io a Casa Peiretti mi piace, mi diverto, ma potevo avere dei problemi alla vista, perché ogni tanto vedo un po' tutto annebbiato. Cominciano a fare così, no? Viaggiando via internet, la telecamerina ogni tanto non mette bene a fuoco. Comunque sia, noi siamo qui per voi questa sera. Scriveteci, fatevi sentire, perché noi ne abbiamo bisogno. 348 80 40 254. Auguriamo un buon lavoro al nostro Paolo in regia. Continuiamo con la musica. Abbiamo fatto un gran brano della Carrà e adesso Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu.
rimpianto sei stata tu. Eh sì. E tu hai dei rimpianti nella vita di qualche amore che hai avuto modo di incrociare nel tuo percorso e dici ma forse mi fossi comportata in un modo diverso, sarebbe andato tutto in un'altra maniera. Ma diciamo che questo brano parla dei tempi della scuola. E Esatto. devo dirti una verità, Peiretti. Dimmi. Io ai tempi della scuola ero un po' sfigatella, non è che mi guardassero Oh, molto. guarda, benvenuta nel mio mondo. E quindi niente, non ho nessun rimpianto, perché magari poteva piacermi qualcuno, ma tanto io non piacevo a lui, quindi. Guarda, ti racconto solo una cosa. Tu parli di sfigatelle, no? Sai che quando si andava, io avevo le 2 ore di palestra e andavamo a fare ginnastica, Certo, ok? certo. E ogni tanto la professoressa ci faceva giocare a calcio, a calcetto, in Certo. palestra, bellissimo, no? E allora dava il compito a 2 ragazze di fare le squadre. Io ero sempre l'ultimo che veniva scelto. Non me lo dire. Tu con me, io restavo lì a guardare. E io, dai, io so giocare, dai. L'ultimo, Peiretti dove lo mettiamo? Fa l'arbitro o fa panchina? Quindi ti capisco. Io tenevo i punti. Fateci sapere, amici a casa, se nel vostro percorso di vita avete conosciuto una persona importante che poi comunque non è andata a buon fine la storia. Perché può succedere. Io sì. qualche rimpianto nella vita ce l'ho. Sono arrivato all'alba ormai dei primi 39 anni e convivo col gatto. Un motivo ci sarà, non è che non ho avuto possibilità, ma non sono stato capace a prendere, a raccogliere delle persone, no? Le cose positive, valorizzarle ancora di più rispetto alle negative, delle persone che hanno incrociato il mio cammino della vita. Comunque ci può stare. Però a tutte ho sempre dato il benvenuto. Te che perdi la strada di casa, ma vai e ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fragili.
Bianca, brava, bellissimo brano della nostra Pausini. Adesso grinta. dobbiamo dare un appuntamento Sì. non importante di più. Domani su questo palco in Casa Peretti dalle 20 alle 21 Sì. tornano i Triples, i miei amici Triples, quindi sarà una puntata dedicata alla grande musica, alla grande storia di coloro che hanno fatto veramente un'epoca, hanno creato una generazione musicale che sono i Beatles. Quindi, e rispetto alle altre volte, non saranno in versione acustica, bensì saranno in versione abbastanza elettrica. Sarà una Molto puntata bene. assolutamente da non perdere. Il 348 80 40 254 serve anche per le loro richieste e mi pare, 3 Sì. giorni fa è arrivata una richiesta. Enrico Peiretti, per favore, ti prego, fammi un brano di Tiziano Ferro, Alla mia età. È un bel brano, anche perché insieme a questo brano c'è un Sì. bellissimo video che il nostro Paolo adesso ci farà anche Certo. vedere. Il brano fa così. Perché a volte sbagliare un calcio di rigore non è poi così importante. Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Io mi chiedo ora che farai, che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione, insulti per l'errore di un rigore, e mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età, e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. Certo che facile non è mai stato. Osservavo la vita come la osserva un cieco, perché ciò che è detto può far male, perché ciò che è scritto può ferire per morire. E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età, e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. Grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età, perché a volte non vuol dire far gol. L'importante è avere il coraggio di tirare un calcio di rigore, sì. e non è da tutti. E poi ogni tanto si sbaglia, ma sbagliare fa parte della nostra vita, del nostro essere, della nostra esistenza. Un'altra cosa che fa parte di Casa Peiretti, anche perché senza non potremmo andare in onda, è la pubblicità. Eccola qui, 3 minuti, torniamo qua. Prossimo brano, cari amici a casa, è un brano stupendo, si intitola Vagabondo di Nicola Di Bari. Di dove? Nicola Di Bari, Ah. non di Bari. Ah, il cognome. Non è che ti chiami di Luserna, il cognome. Quando la gente dorme, scendo giù
maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa, e nei tuoi occhi non c'è sincerità. Tutti con noi, dai! Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Lasciale Paolo queste immagini, lasciale, perché se lo merita un artista, il più grande. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi che ci avete gentilmente inviato al 348 80 40 254. Vai Paolo. Ciao, potete fare del Pippo! La sai? La sai? sì, dobbiamo metterci d'accordo con Enzo. Questo Con dobbiamo Enzo. farla Quindi con Enzo, martedì, sì. arriverà martedì. Nell'aria si sente il profumo che si chiama Casa Peretti, piene di idee e canzoni stupende. Vi voglio anche noi Dani, come vogliamo bene a tutti voi che passate quest'ora dalle 20 alle 21 collegati sul 13. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena, grazie. Grazie Elena. Questa è una torta. Questa sera festeggiamo il compleanno di mia mamma, Renata, con la vostra musica. Fabio da Briccherasio, auguri Renata, ciao Auguri. Fabio! Che bontà. Una sorta di tiramisù con un po' di pesche, da come ho capito. Bene. Signore e signori, buonasera. Stasera siamo tornati al vostro fantastico programma. Ci siamo persi 2 serate in diretta, ma le abbiamo seguite il giorno dopo su YouTube. Un abbraccio, un saluto a Betta, da Betta e Tino. Ciao amici, grazie. Grazie. Ricordiamo, per chi si fosse perso delle puntate di Casa Peretti, che basta andare su YouTube, digitare Casa Peretti e noi arriviamo in un battibaleno. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, voglio fare gli auguri di buon compleanno alla mia bellissima mamma di Mesagne, Brescia, e un tanti auguri di buon compleanno anche a Fabrizio Martina, ad Antonio Primicelli di Rivalta. Auguri! Augurissimi, augurissimi. Auguri alla mamma. Cosa vedo lì? 82? Complimenti! Ciao a tutti voi, bravissima Valentina, un bel inizio con Pedro, vorrei sentire Maledetta Primavera, grazie Carla di Luserna, saluto tutti quelli che mi conoscono. Ma la mettiamo in programma la prochaine settimana. Ok.
Brindisi, la regia mi scrive Brindisi, quindi ho sbagliato. Raffaella e Tessuto, un inizio nostalgico, un bacio da Alfonsina e Germano. Ciao ragazzi. Ciao. Sì, però ci va ogni tanto. Un inizio un po' emozionante che ci ricorda momenti della nostra vita legati a questi brani. Famiglia Peiretti, la musica dei nostri tempi. Enrico, sei bravissimo. La tua musica mi fa ricordare la mia gioventù. Ciao amico mio. Maurizio Villadossola, ciao amico nostro. Buona serata, cantando insieme a voi, Elena. Brava Elena, sarà la stessa Elena di prima? No, secondo me è un'altra, cambiano le Elene. Qua abbiamo tante Elene che ci ascoltano. Un grande saluto amicone Enrico e Valentina dal CC Ciclone, detto Hurricane. Sono canterino stasera. Guarda Eccolo lì, qua. guarda che artista, guarda lì. Gli occhiali alla Vasco, Mamma la mia. giacca di Fonzi, le scarpe di Mastrota. Bravo, bravissimo. Quando a scuola facevano le squadre, io venivo fortemente conteso e cercavano tutti di mettermi nella squadra avversaria. Ero bravissimo a far perdere. Punto G, ciao punto G, benvenuto nel mio mondo. Il meglio di Rete 7 siete voi. Cataldo da Torino, Enrico Peiretti, bravissimo con la canzone di Mario Tessuto. Grazie Cataldo. Grazie. C'è tanta roba bella a Rete 7. Pensa che dopo di noi c'è Marita con la sua pallonate. Quindi ragazzi, stiamo parlando di un programma di calcio ma a livelli altissimi. Poi lei è bellissima, bravissima, io la adoro. Bellissime canzoni, bravi. Maddalena da Verbagna, grazie Maddalena. E posso dirlo? E salutiamo tutte quelle che si chiamano Maddalena. Dai. Non ho rimpianti, avrei voluto continuare ad essere sposata, ma non è stata colpa mia, Dani. Succede Dani, fa parte della vita. Sono quei tasselli che ci sono nel nostro mixer della vita che ogni tanto vanno premuti. E anche se non vuoi premerli, si premono da soli. Enrico, vorrei vedere più spesso i tuoi occhi in primo piano. Stupende canzoni che mi fanno rivivere il passato. Grazie ragazzi. Prima Rosa, Bologna. Grazie. Se la regia ha voglia, dopo i messaggi facciamo proprio un contorno definito della pupilla per la nostra amica di Bologna. Serata super, ciao da Maria. Grazie Maria, fa Grazie. piacere. Brava, continua a seguirci. Spesso nella vita non veniamo scelti, ma sarà la stessa vita a darci le persone importanti che restano nonostante tutto. Cuore blu. Wow, bello sto messaggio. Sì. Non veniamo scelti, quindi crediamo al destino. Certo. Crediamo che è già tutto scritto, già tutto. Ciao Enrico e Valentina, anche questa sera siamo presenti. Un abbraccio dalla Family Fava. Ciao Favas, Ciao. grazie. Ciao Enrico, stasera mia figlia ti ha visto in pubblicità, ti ha riconosciuto, Peiretti, ormai siete di famiglia, bello domani Triples, ma non c'è il grande maestro Bianchini, salutamelo tu Enrico, Max 76. Bianchini tornerà qui la prossima settimana, venerdì della prossima settimana. Buon compleanno Ciruzzo, il nostro Ciro che oggi festeggia 22 anni. 22 anni. 22? Sì, più o meno. Sei sicuro? Ma sì, 22, 23, adesso non mi ricordo bene. Dopo andiamo anche a vedere una foto. Buon compleanno alla mia mamma Alessandra. Un bacio da Asti. Auguri Alessandra. Augurissimi. Ma quanti compleanni questa sera? E salutiamo anche tutti gli amici di Asti. Certo, c'è il bombing. Ciao, sono Grazia, Aosta, siete bravissimi, grazie. Un saluto a tutta Aosta. Oggi stiamo salutando mezza Italia. Tutto il mondo. Da Bologna, Aosta, Piemonte. Grazie. Buona serata a tutti, bella la canzone di inizio e quella di Mario Tessuto, mentre ci siete potete farne una di Sandro Giacobbe, è vero che ormai è finito nel dimenticatoio come cantante, ma che ha scritto delle belle canzoni. Un bacio a Valentina Antonio Di Susa. Credo che Sandro Giacobbe sia l'interprete di Mi hanno fatto Esattamente. innamorare gli occhi verdi di tua madre. Vediamo se riusciamo nel terzo, altrimenti di sicuro la prossima settimana. Ciao Enrico, ciao Valentina, siete stupendi, soprattutto Valentina. Bellissima giacchina, sempre forza Toro. Un abbraccio da Davide da Barge. Ciao Davide, grazie. Ciao. La giacchina se vuoi te la regala Valentina, Davide? Se ti sta e ce la metti, noi te la regaliamo. Ciao da Leone. Ciao Leone. Ma che bello, bellissimo. Eccoli lì. Torniamo in onda noi, mia cara Vale. Insomma, Sì. visto quanti messaggi, quanto affetto dal nostro pubblico.
Ho visto. Mandatene ancora, magari noi ne leggiamo volentieri ancora 2 o 3. Facciamo un brano, ti va di cantare? Faccio un piccolo cambio in scaletta, visto che mi arrivano messaggi, come mai fai sempre i brani vecchi, brani anni 66 perché sono quelli che mi piacciono di più, la trasmissione è mia, però ascolta, Scusa, non ti stavo seguendo. però ascolta, adesso stravolgiamo un po' tutto perché facciamo i modà, va bene? Sì, facciamo i modà. Ok. Così accontentiamo tutti. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Sul tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parlami, stringimi oppure fingi di amarmi. È una foto un po' ingiallita, è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra, steso in sto, aspettando di volare un po'. Eccoci qua a guardare le nuvole sul tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parlami, stringimi oppure fingi di amarmi. Valentina Branca con un brano dei Modà. Facciamo il finale? Sì. Fare il finale? Finale, tutti a casa con noi, fa eccoci qua, eccetera, eccetera. Pronti? Tanto c'è scritto lì, vai. E non ancora. Ma a me piaceva farla adesso il finale, andava adesso, ho fatto anche il saltello, ho fatto il saltello. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parlami, stringimi oppure fingi di amarmi. Oh, abbiamo fatto Hai contenti i visto? nostri amici a casa, abbiamo fatto i Moda. I Moda. Pensa un po'. Pensa a te, i Moda. Brava Valentina! Grazie. Ricordiamo il numero per i vostri messaggi qui in diretta al 348 80 40 254 e ci tengo a ricordarlo per chi si fosse collegato soltanto adesso. Domani una gran puntata qui su questo palco, 5 amici, 5 musicisti pazzeschi, i Triples, per una puntata dedicata alle grandi canzoni, alla grande magia del mondo dei Beatles. Adesso dedichiamo un brano al nostro Ciruzzo, Certo, Cirasper, certo. Cirascimiento. Te lo ricordi Cirascimiento? Sì. Molti di loro se lo ricordano Sì, sì. a casa. È un brano dei Nomadi, crescerai, imparerai. E andiamo anche a vedere un po' di foto del nostro grande Ciro. Auguri Ciro! Auguri amico nostro! Per giocare un aquilone, un gesso bianco, il vecchio muro. Il bello deve ancora arrivare. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai
vagare sul fiume. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grandi. Con noi crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai il rimpianto rimarrà di quell'età, di quell'età. Auguri! Crescerai, tu amerai il rimpianto rimarrà di quell'età, di quell'età. Ancora una volta, voglio sentire tutti voi adesso, dai. Crescerai, dai a casa, dai sul divano, forza. Crescerai, così, più forte adesso, dai, gran finale. Crescerai, tu amerai. E adesso ci fermiamo ancora, ma per l'ultima volta questa sera. 3 minuti, torniamo qua con un grandissimo terzo tempo e una storia da raccontare in musica. Ma adesso pubblicità. Valentina, come ho detto prima, questo brano che adesso andiamo a interpretare è una storia a tre. C'è una coppia, lui invita il suo amico ad andare in vacanza con lui e la moglie, però questo suo amico è innamorato della moglie e quindi già. glielo dice proprio in faccia: io ti conosco solo da un quarto d'ora, ma sai che mi piaci. Ma lei fa: no, guarda, io potrei anche sceglierti, ma lui è meglio di te. Tutta da ascoltare, tutta da sentire, e se non la avete mai sentita, leggete il testo perché è un capolavoro di Adriano Celentano. Eccola qui. Mi conosci solo da un quarto d'ora e già sai che tu mi piaci un bel po'. Sì, tu mi piaci proprio un bel po'. Io parlo con lui che è amico mio, fingendo che tu neanche ci sia, ma ci sei. E sento che già non sei più sua. Lui mi invita a venire in vacanza con voi, dimenticando che con voi ci sei tu che sei la femmina dei sogni suoi e che in te lui crede ciecamente, come in me che sono il suo migliore amico, che per lui mi butterei nel fuoco, ma per te lo tradirei. Dimmi, è così che si fa? Forse l'amore è così. Tu
Ti conosco solo da un quarto d'ora e già so che per farsi amare da te non si può essere imbecilli come me. Per una giusta come te bisogna essere come lui, che non ruberebbe mai, mai, mai la donna di un amico suo. Gran brano, non di sicuro dei più famosi di Celentano, ma come ho detto ieri, noi ogni tanto andiamo anche a cercare delle chicche, e queste chicche, ragazzi, sono belle, e scommetto che molti di loro il giorno successivo ad averle ascoltate vanno e le cercano, Sì, ma guarda che cosa hanno cantato ieri Casa Peireti, ma cosa ha fatto Enrico? Bellissima, voglio andare a capire di chi era, che anno, e a risentirla. Adesso, a proposito di cose belle, arrivano gli ultimi loro messaggi. Vai Eccoli. Paolo, grazie. Nella vita credo sia meglio avere qualche rimorso per aver fatto qualche cavolata che rimpianti per non averci provato. Giordano. Vabbè. Hai ragione. Ma è così. Attenzione, sì signor, vediamo un po' qua. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, tanti auguri di buon compleanno a Ciro, Fabrizio Martino, Antonio Primiceri di Rivalta. Sarà poi mica della Juve, Ciro, eh? No. E so che lui non si perde una puntata di Pallonate che va subito in onda dopo di noi con la nostra Marita Ballesio. Grande puntata. Valentina dalla Voce Stellare, ciao grandissima. Un grosso abbraccio Maurizio da Villadossola, grazie Maurizio. Grazie mille. Ciao Enrico e Valentina, come sempre bravissimi, per sempre nomadi. Ferruccio da Novara. Ciao Ferruccio, Ciao. l'uomo grappa. Ma ci ha spedito una grappa. Ricordati di noi, Ferruccio. Oh, che buona! Sono felice che dopo un mese mi hai fatto sentire la canzone dei Modà. Grazie a te! Ma perché bisogna avere pazienza? Le vostre richieste arrivano tutte, ma ancora di più. Ciao ragazzi, bella musica, un abbraccio da Ada, Vittorio e Spillo. Ciao Ada, ciao Vittorio e ciao Spillo. Ciao. Io non sono giovane, ma i Modà mi piacciono tanto. Ciao da Enrica, grazie per i grandissimi nomadi. Grazie Enrica! Valentina Branca, posso chiederti per la prossima volta una canzone di Mina, Fate piano? Grazie mille, Cataldo da Torino. Ma certo che puoi Sì, chiedere. sì. E la Branca la imparerà. Bellissima Enrico Crescerà di Nomadi, grazie, siete veramente fantastici. Sempre Nomadi, ancora i miei complimenti per quello che fate, per la compagnia che ci date, un'ottima musica. Ciao da Davide, grazie Davide. Auguri di buon compleanno a Ciro da Mara e Gianni. Arrivano anche Mara e Gianni. Ciao Mara, ciao Gianni, Ciao amici di Casa Peiretti, ciao Enrico e Valentina. Mi piacerebbe molto se mi potreste cantare quella carezza della sera dei New Trolls del 1979. Grazie mille. Ciao Enrico da Collegno. Adesso qua nella richiesta ci hanno messo anche l'anno. Bravo, bravo Enrico. Non esageriamo però, grazie. Arriverà Preciso. la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie degli auguri. E con questa vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a domani sera coi Triples. Continuate con i programmi di Rete 7, c'è Marita con la sua Pallonate. Se volete rivedere questa o qualcosa di questa, alle 23:30, sempre sul 13, mi raccomando, 13, anche perché sul 12 c'è un'altra cosa, quindi 13, ok?
Tutti con noi, dai. Ehi, tu non sai che cosa sei per me. E che cosa canterei per te. C'è l'inferno e il paradiso in te. Sul tuo seno caldo ci dormirei. E se dovrò buttare via tutto il resto lo farò, ma ti avrò. Io ti avrò. E se tu vuoi, non importa, sai, se appartieni a lui, ma io ti avrò. So che ti avrò. Tempo, Paolo, grazie. Per averti non avrò pietà. Lui dei tuoi silenzi che ne sa. L'ultima frase e poi vi salutiamo. Sentite che bella. Lascia nel suo letto al posto tuo la tristezza che c'è. Il nostro non è un addio ma è un arrivederci a domani sera. Grazie a tutti, Valentina, Paolo, grazie.